È una bellissima giornata. I mini cuccioli fanno un picnic nella natura incantata. Alla fine scoprono di aver avanzato torsoli, semini, ossi di pesca e arancini. Che cosa posso fare con gli avanzi da buttare? Un'idea mi viene in mente. Perché non fare un po' d'arte divertente? Sono tutti entusiasti da saltare come ginnasti. Hai ragione, senza nome. Facciamo un arcimboldo e chiamiamolo Leopoldo. Con i miei amici, insieme in allegria, mi metto a lavorare con molta fantasia. Con i resti di frutta e di verdura ho creato un arcimboldo su misura. I nostri disegni sono molto colorati. Non ci sono solo prati, ma c'è una grossa varietà di frutta e verdura in quantità. Ma dove sta andando Diva tra ponti, calli e case colorate? Dove vanno sui canali buragozzi con le vele spiegate? Quanti tipi di pesce? Diva non sa dove guardare. La pescheria è piena di pesci da acquistare. Con tutta questa varietà, chissà che cosa acquisterà. Guardati attorno e compone uno diverso al giorno. Ottima idea! Così farò e molti gusti scoprirò! Nel mio negozio c'è molta varietà e nella dieta di Diva niente mancherà. Senza nome tutti noi abbiamo imparato che non va mai dimenticato che per una vita salutare un po' di tutto bisogna mangiare. Con la canoa faccio un giro nel fiume blu. Perché non vieni anche tu? Vado un po' di fretta, preferisco andare con la mia bicicletta. Sto arrivando con la mia barchetta. Piano piano, senza fretta. Quanti sport si possono praticare e quanta ginnastica si può fare. La nostra salute andrà migliorando correndo, saltando o anche solo camminando. Questo posto è davvero bello. Lo dico facendo il saltello. Ci sono le montagne, il mare. Opere d'arte da ammirare. È impossibile stancarsi di scoprire le bellezze che ci sono e quelle in divenire. Grazie alle 5A. Un'altra A non può mancare. La sesta A bisogna inventare. La A di amicizia, eccola qua. Noi ce l'abbiamo nel DNA.